Si è concluso ad Aragona, presso l'Oratorio San Francesco, il laboratorio Architettura più Scienza, un'iniziativa educativa dedicata ai più giovani. Il progetto, promosso dall'associazione Zorba in collaborazione con professionisti del settore, ha coinvolto bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni in un percorso di 3 giornate all'insegna della creatività e della scoperta. Guidati dall'architetto Michele Bellavia, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi al mondo dell'architettura e della scienza attraverso attività pratiche, realizzando con le proprie mani idee e progetti nati dalla fantasia. Un'esperienza formativa gratuita che ha unito apprendimento e divertimento, stimolando curiosità, manualità e spirito di collaborazione. Come nasce questo progetto qui ad Aragona? Allora, questo progetto nasce perché la Zorba, l'associazione Zorba e l'associazione Cortile di San Francesco, che lavoriamo assieme per il bene comune, praticamente abbiamo come focus la valorizzazione dei talenti dei bambini e vogliamo, siccome sappiamo che il futuro nostro sono i bambini, allora abbiamo deciso di creare una serie di progetti, di laboratori mirati per far crescere questi bambini. Qual è il consuntivo delle attività? Allora, le attività sono state veramente fantastiche perché abbiamo veramente notato che dentro i bambini ci sono energie positive, c'è tanta arte, tanta scienza da tirare fuori. E secondo me loro hanno dato tutto se stesso e hanno dimostrato veramente che sono una forza della natura e ci hanno dato tanti spunti di crescita anche a noi adulti. Qual è stato il valore educativo di questo progetto? È partito tutto dal Pi Greco Day, che è il giorno della scienza. Siccome la scienza è la mia passione, io essendo architetto ho unito architettura e scienza, che è il titolo del laboratorio. E quindi io ho insegnato ai bambini come unire questi due mondi che tra loro non comunicano attraverso dei progetti innovativi. Perché? Perché li ho voluti abituare a un tipo di lavoro che loro faranno e che ancora non conosciamo, perché la tecnologia avanza, le strutture, le invenzioni avanzano e loro, essendo inventori piccoli, possono integrarsi in questo nuovo modo di lavorare. E quindi architettura e scienza era la scusa mia per unire i loro cervelli, le loro idee, facendogli inventare delle case su Marte, ma era solo come esempio per fargli capire che il loro lavoro nel futuro sarà una sfida, sarà una cosa che ancora non abbiamo visto. Di tutto qua. Qual è stato il senso di questa iniziativa? Allora, l'iniziativa che ci è stata proposta intanto dall'associazione Zorba e che noi abbiamo accolto come Cortile di Francesco molto volentieri è stata assolutamente positiva, sia dal punto di vista di crescita anche nostra, di adulti, perché abbiamo visto che i bambini non sono soltanto dei bambini fermi lì dietro uno schermo, sempre col cellulare in mano, ma hanno una grande creatività e sono molto stimolati e stimolanti. Abbiamo visto delle costruzioni, delle idee che anche noi siamo rimasti un pochino così, diciamo sbalorditi, perché non ce l'aspettavamo. Una stazione per fare partire i mini razzi, che per ora è aperta, e questa è l'organizzazione, cioè la riunione per dire chi parte prima, chi parte per ultimo. Poi questo si chiude, ovviamente quando è notte. Sabato abbiamo disegnato questi che poi noi li abbiamo dovuti creare, ma non tutti l'abbiamo fatto bene. Ciao! Io ho cercato di osservare, senza farli sentire ovviamente oppressi, la loro creatività, il loro modo di esplorare e di imparare, poiché questo modo ci permette di creare dei percorsi formativi molto più mirati e che valorizzano i loro interessi, in modo tale che io possa venire incontro ai loro bisogni e questi percorsi appunto potenzino le loro abilità. Quindi che io ho cercato di fare la ponte tra il benessere del bambino e la creazione di percorsi formativi attuali e futuri
in modo tale che ognuno possa diventare se stesso, essere autentico e molto più produttivo nello specifico ambito di interesse.